Durante l'esibizione della jazz orchestra del Conservatorio Toscanini di Ribera, mentre suonava al piano Enrico Peruzzi, è successo che è cominciato a piovere all'interno del teatro. La scena è stata ripresa anche da alcuni spettatori che increduli hanno assistito al fatto. Su tale episodio è prontamente intervenuto lo staff della Fondazione Luigi Pirandello, che attraverso un suo comunicato stampa ha scritto: la Fondazione Teatro Pirandello desidera rassicurare il pubblico e la cittadinanza in merito alle infiltrazioni d'acqua registrate durante lo spettacolo del pianista Enrico Pieranuzzi della Toscanini Jazz Orchestra. Siamo pienamente consapevoli della problematica, come già comunicato. Era stato avviato un intervento di impermeabilizzazione della copertura dello stabile con una squadra specializzata in edilizia acrobatica attiva da una settimana. Le infiltrazioni, benché sgradevoli, non compromettono la sicurezza della struttura, come confermato da verifiche tecniche recenti. L'impegno degli uffici comunali della Fondazione è massimo per garantire che il teatro sia pronto a ospitare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare degnamente l'anno di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. La Fondazione Pirandello rinnova pertanto il proprio impegno per migliorare costantemente la struttura e garantire agli spettatori un'esperienza culturale di alta qualità, confidando nella comprensione del pubblico e ringraziando il supporto che in questo momento di transizione. Sulla vicenda è prontamente intervenuto anche il Presidente della Regione, Renato Schifani, affermando come non possiamo permettere che una situazione così grave, con infiltrazioni d'acqua che rischiano di compromettere la cerimonia inaugurale della capitale italiana della cultura 2025, rimanga irrisolta. Mi è stato garantito, continua Schifani, che il problema sarà risolto in tempo utile, ma ho ribadito l'assoluta necessità che si trovi una soluzione definitiva. In caso contrario la Regione invierà un'apposita squadra di tecnici qualificati per intervenire tempestivamente e garantire la piena funzionalità del teatro. Agrigento, conclude Schifani, merita che il suo ruolo di capitale italiana della cultura sia celebrato senza intoppi, soprattutto per rispetto nei confronti del Capo dello Stato.